domenica come quelle di un tempo, anche se mascherine e distanze sociali la fanno ancora da padrone, ma la gente ha letteralmente preso d'assalto il centro di Bassano. La riapertura del Ponte Vecchio, dopo 7 anni di attesa, è diventata volano per l'arrivo di turisti. Chi in bici, chi in moto e in auto, ma un giro sul ponte è d'obbligo. Da dove venite? Riviera del Brenta, quindi Insomma, un giro, una gita è l'occasione. per vedere anche il ponte come è stato sistemato e ristrutturato. Siete venuti a vedere anche il ponte che l'hanno ristrutturato da Padova? Sì, per fare un giro in generale a Bassano, visto che è una bella città del nostro territorio, ne valeva la pena, insomma. Buttate un occhio anche al ponte? Ci passate sopra con la bici? Sì, bici a mano però, vedendo quanta gente c'è oggi. Un selfie sul ponte non può mancare, chi vuole il Brenta sullo sfondo e chi le arcate del ponte, chi da Venezia sceglie di festeggiare il compleanno proprio a Bassano e si viene a godere il Ponte Vecchio. Il ponte è fantastico anche perché evoca tanti ricordi, tante cose legate alla storia e poi Bassano è sempre una città stupenda. La città si rianima, i piatti attici dei locali, bar e ristoranti vedono il tutto esaurito con la gente che pazientemente attende un posto libero e c'è chi si defili in localini più appartati. La voglia di stare fuori è tanta e poco importa se il sole fatica a far capolino. Il ponte, tornato al suo splendore, diventa ulteriore attrattiva e si confida che anche la stagione turistica riparta tempo permettendo. Tutti curiosi di vedere il ponte finalmente finito, aperto a tutti, ecco, è una bellissima cosa. Il tempo non è che ci aiuta molto, comunque dai, finché tiene, che non piove almeno, sì, dai, speriamo che sia un buon inizio, ecco, di stagione.